Fatemi capire, quel venerdì nero che ha materializzato l'attuale crisi economica globale è diventato un momento e un motivo per festeggiare, per esorcizzare quella stessa crisi, in realtà mai risolta, e che come una spada di Damocle ha materializzato il peso di una economia a debito permanente. Quel venerdì nero è diventata una ricorrenza consumistica da celebrare andando ad acquistare in saldi al 20 o al 30%. Ma noi che siamo impossibilitati ad arrivare alla fine del mese, che talvolta siamo anche impossibilitati a cominciarlo il mese, non potremmo in qualche modo rivendicare che da quel venerdì nero non c'è più un venerdì grigio e neanche un venerdì rosso? Non potremmo evadere dalla logica che ci vuole consumati consumatori piuttosto che umani con dei diritti da rivendicare, che da quel venerdì nero abbiamo perso in saldi del 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80%?